Bene, allora cominciamo adesso la presentazione. Allora, prima di dare la parola a Italia Giacca, che introdurrà il presidente dell'Associazione Venezia Giulia di Padova, che io ringrazio particolarmente per essere venuta, ringrazio il professor Fulvio Salimbeni che ci introdurrà appunto al libro. Poi proietteremo circa un quarto d'ora di filmato, ma dopo vi spiegherò meglio di cosa si tratta. Grazie a tutti voi di essere venuti, anche perché qualcuno è già presente al Lido, qualcuno viene purtroppo qui abbiamo sempre un passaggio, prima abbiamo avuto la delegazione del film israeliano e adesso comunque sono andati via. Grazie a tutti per essere intervenuti e lascio allora la parola introduttiva a Italia Giacca. Grazie. Allora, leggo il titolo La questione giuliana dei documentari cinematografici. Secondo me è opportuno fare subito, così introduco in questo modo. La questione giuliana per noi esuli, per chi ha avuto l'esodo, diciamo la tragedia degli esuli, si può articolare in 3 punti. 70 anni or sono, proprio nel settembre del 1943, le estreme terre orientali d'Italia cominciarono ad avere uno sconvolgimento culturale e sociale. Per la prima volta si sentiva parlare di infoibamenti, di sparizioni, un clima di terrore. E questo è il primo atto, le foibe, della nostra tragedia. 10 febbraio 1947 a Parigi il Trattato di pace sancisce la cessione di gran parte della Venezia Giulia e della Dalmata Zara alla Jugoslavia di Tito. E questo cambio di sovranità porta a uno sconforto, direi uno sconvolgimento nel popolo da sempre italiano, che culmina con l'esodo di 300.000 persone circa, che hanno lasciato tutto, case, beni, averi, pur di andare incontro alla libertà culturale, religiosa, libertà di sentirsi italiani. Quindi esodo, secondo aspetto. Terzo aspetto, il silenzio durato 60 anni in cui non si sentiva più parlare di loro. Al silenzio pubblico istituzionale è stato parallelo il silenzio privato, diciamo familiare. Neanche nelle case degli esuli si parlava più della loro tragedia, si voleva quasi seppellire il tutto. Io dicevo infoibare ancora una volta. Il marzo 2004 la famosa legge 92 sancisce il giorno del ricordo e dà una certa apertura a questo nostro problema. Da allora se ne sente parlare. L'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, che ho appunto l'onore di presentare, è un'associazione appunto per gli esuli sorta dagli anni 50. Sempre attenta alle esigenze degli esuli, nei primi tempi aveva un carattere prettamente assistenzialistico. Con l'andare degli anni, appunto con l'istituzione del giorno del ricordo, ha rivolto la sua attenzione all'aspetto culturale, per cui da allora annualmente si producono eventi, libri soprattutto di testimonianze, di biografie, di romanzi ambientati nelle nostre terre. Ecco, questa è stata una piccola catarsi. Il nostro autore, Alessandro Cook, qui presente, ha privilegiato il filone del confine orientale e il mondo dello spettacolo. E quindi dopo i libri Il cinema di frontiera, il confine orizzontale del 2007 e poi La guida agli attori Giuliano Dalmati del 2012, oggi si presenta con la questione giuliana nei
documentari cinematografici per farci avere questo, per darci appunto questo nuovo aspetto. Ringrazio lui dell'apporto che porta, scusate questo bisticcio di parole, dell'apporto che porta alla nostra cultura di quei posti, come ringrazio il professor Salimbeni che adesso ci fornirà tutte le indicazioni possibili cioè ci illustrerà questo libro che in effetti è una pietra miliare, io direi, di questo nostro cammino. Ecco, grazie ad Alessandro Cucchi, grazie a tutti. Scusa, prima di dare la parola a Fulvio, volevo solo ringraziare innanzitutto la Regione Veneto dello spazio che ci ha concesso, anche perché stiamo collaborando già da tempo con la Regione Veneto e poco tempo fa abbiamo fatto una positiva viaggio, no? in Istria, dove abbiamo fatto un lavoro di aggiornamento sugli insegnanti, collegando gli insegnanti diciamo del Veneto e gli insegnanti delle scuole italiane dell'Istria. Quindi grazie alla Regione Veneto, grazie anche al CINIT, Cineforum Italiano, con il quale abbiamo lavorato in sinergia per costruire questi 3 appuntamenti. Questo è l'ultimo appuntamento collegato con il cinema e quindi grazie a loro che abbiamo potuto utilizzare e usufruire di questo spazio oggi ed è la prima volta che si parla, diciamo, di Esodo, si parla, anche se qualche anno fa c'è stata nella sezione, diciamo, dei classici restaurati quella chicca, forse l'unico film, no, che parla di Esodo, La città dolente di Mario Bonar, che è stato presentato proprio a Venezia in prima dopo appunto il restauro. Va bene, grazie e lascio la parola al professore. Grazie. Come ha appena ricordato la signora, quello di cui si parla questa sera è un volume che è una sostanziale continuazione, per certi versi conclusione di un discorso avviato 6 anni fa, nel 2007, con la pubblicazione del confine cinema di frontiera, il confine orientale. Ed è un terreno praticamente ancora quasi del tutto inesplorato. Posso solo ricordare che agli inizi del 2000 era stata pubblicata una tesi di laurea discussa all'Università di Trieste, di cui ero stato correlatore, proprio dedicata ai cinegiornali e documentari sull'Esodo, le foibe, relativi al primo periodo, proprio quello tra 43 e 47, di Ottavia Sardos, che era stato pubblicato dall'Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione. Dopodiché non c'è stato praticamente altro fino a questo veramente bel lavoro, molto documentato, di Cook. E come ho scritto nella presentazione che ne ho fatto sulla rivista Panorama di Fiume, il suo titolo non rende giustizia al contenuto, è molto limitativo. In realtà chi legge il volume si trova di fronte a un discorso molto più ricco e molto più sostanzioso, che parte sì dai documentari, per poi allargarsi a una riflessione complessiva sulla storiografia, specialmente di questi ultimi anni, da quando è stata istituita la giornata del ricordo, quella appunto che si celebra annualmente il 10 febbraio, e per cui numerosi studiosi, ma quasi tutti di area giuliana, Roberto Spazzali, Raul Pupo, Marina Cataruzza e pochi altri, hanno incominciato ad affrontare in maniera seria, ragionata, il tema delle foibe e dell'Esodo, togliendolo da quella dimensione, direi, prevalentemente memorialistica e circoscritta in ambito locale alto adriatico, e collocandolo in quella che è la sua cornice storica più corretta, cioè quella della tragedia dell'Europa
alla fine della seconda guerra mondiale. Sono tutte cose che, sia pure in termini stringati e sintetici, in un giusto equilibrio del discorso di questo volume, anche l'amico Alessandro ricorda. Perché la tragedia dei Giuliani, Fiumani e Dalmati del 43-47 si scrive in quella dell'Europa. Ai 300-350.000 profughi, esuli, le cifre non sono definitive, difficilmente saranno mai definitive dato il caos di quei momenti, si collocano in una tragedia che vede milioni di tedeschi sradicati dalle loro terre e cacciati da un giorno all'altro, dalla Prussia, dalla Boemia, dalla Slesia, gli ungheresi della Voivodina cacciati dopo il 45, altrettanto dicasi per quelli della Transilvania, l'elenco potrebbe continuare a lungo. Comunque le ultime stime parlano di cifre che vanno dai 10 ai 12 milioni di europei che tra 45 e 47 hanno perso la loro patria, le loro terre e sono stati sradicati e cacciati con la forza. In un discorso di semplificazione etnica che, è bene ricordarlo, è responsabilità delle grandi potenze vincitrici. Per risolvere una volta per tutte il problema si era deciso di cancellarlo alla radice, quindi a Yalta e a Potsdam si era deciso da parte di Inghilterra, Stati Uniti e URSS di risolvere il problema alla radice, cancellando le minoranze etniche, creando lo Stato quanto più possibile monoetnico. Ecco quindi il contesto in cui si colloca questa tragedia. E i documentari di cui si parla nel libro la documentano molto bene. Il volume è diviso in due parti, la prima relativa al 44-47, quindi con prevalenza dei cinegiornali dell'Istituto Luce, che si trova proprio qui di fronte per combinazione, o servizi per esempio dei reporter militari anglo-americani, quelli di Combat Film. Tengo a precisare che anche se si parla di documentari non sono la rappresentazione oggettiva. Chi fa un documentario come un servizio fotografico, né più né meno che lo storico, sceglie tra le fonti, ne privilegia alcune piuttosto che altre, ma comunque sono documenti che illustrano il clima di quel tempo, i sentimenti, le sensazioni, che permettono di capire quella che era l'atmosfera di allora. E comunque da questo punto di vista utilissimi. D'altro canto ricordo che proprio pochi mesi fa è uscito un altro libro che per qualche verso integra quello di Cook, vale a dire di Roberto Spazzali, Radio Venezia Giulia, quella radio in un certo senso clandestina che fu finanziata e sostenuta dal nostro Ministero degli Esteri, dai servizi segreti e dalla Marina Militare, e guidata da quella grande figura di intellettuale e scrittore istriano che era Pierantonio Quarantotti Gambini. Dal 45 fino al 54, sotto varie denominazioni, ha trasmesso notizie e informazioni sulla realtà istriana o ha cercato di trasmettere messaggi agli istriani che ancora pervicacemente resistevano contro tutto e nonostante tutto in Istria fino al 47, ma poi anche fino al 54-56, quando con gli accordi di Londra dell'ottobre del 54 la partita si chiude definitivamente. Quindi adesso la storiografia incomincia a dedicare attenzione anche a questi aspetti, le radio, i documentari, i film. In questo contesto poi diventa particolarmente interessante la seconda parte del volume, quella che riguarda in particolare i documentari che si sono prodotti. Avete visto questa sintesi, diciamo, di 15 minuti? Pare che venisse dall'Istria. Come sono arrivati? Di qualcuno ha fatto, non so se come fino al sud sono potuti arrivare, non so se c'è una ricerca in questo senso, fino al sud.
in Puglia, Basilicata, in Campania. Italia, Avere dei parenti. Io lo dicevo prima alla signora così, al microfono spento. È possibile che c'è una bidiera, si chiama Kozlovic, poi in italiano Kozlovi si chiamava, il marito faceva l'elettricista, ricordo questi, e i figli giocavano con noi da bambina alla sua. Parliamo di anni, stiamo parlando della Basilicata. anni 60, però evidentemente erano già tirati prima, probabilmente. Diciamo che dei 350.000 persone che sono andate via da Istria a Fiume Dalmazia si sono disperse un po' nel mondo. Diciamo che ci sono tre filoni, un filone che è andato all'estero, molti in Australia, in Sud America, ma anche nel Nord America, in altre parti. Molti si sono fermati, diciamo, in territori vicini al confine orientale, quindi parliamo di Trieste, di Gorizia, Friuli Venezia Giulia e anche Veneto, ma molti, anche perché dobbiamo tener conto di una cosa, che alla fine, cioè l'esodo ha portato queste 350.000 persone, o una parte consistente di queste 350.000 persone, nei campi profughi, che erano circa 109 mi pare, ed erano disperse in tutto il territorio nazionale, quindi c'era ad Altamura, per dire una, ma c'erano prima abbiamo ricordato la Sardegna, ma erano un po' ovunque, quindi poi molti si sono spostati, ma molti sono anche rimasti in quei territori. Non so se vuoi dire. Io volevo aggiungere una cosa proprio, abbiamo parlato un attimo prima, appunto la famosa diaspora ci ha portato un po' ovunque. E sto pensando, lei dice, ma vicino a noi non c'era campo profughi, può darsi che qualcuno abbia avuto, ecco, Altamura, può darsi che qualcuno abbia avuto qualche conoscenza, qualche parente, anche perché io ho detto quella volta la solidarietà si sentiva molto, diciamo era concreta. E voi del sud, dico voi perché in questo senso ho detto, al sud si è molto ospitali e io credo che queste persone abbiano trovato una certa ospitalità così generosa, ecco perché e poi si sono integrati bene, perché questo dobbiamo dirlo con orgoglio, gli istriani fiumani dalmati dove si sono recati si sono sempre mossi con dignità, ecco, rispettando chi li ospitava, e quindi direi proprio sono stati apprezzati ovunque. Ecco, non hanno mai manifestato con cartelli o con striscioni, e quindi ecco, io dico, si sono mossi con molta dignità e quindi hanno apprezzato il posto dove erano e si sono fatti apprezzare. Ecco. I nostri stessi territori, fra l'altro, così io dico, siccome sono del centro dell'Istria, i nostri territori così rocciosi assomigliano proprio, ecco, anche dal punto di vista orologico, quindi abbiamo una certa somiglianza, capito? Ho visto una mano alzata. E poi il giro è stato sostanzialmente Venezia, Udine, Catania e poi a Tortona, sempre in campi profughi. Insomma, io dentro questo giro sono capitato a nascere lì a Catania. Devo dire una cosa riguardante almeno cosa ho sentito da mia madre, cosa ho sentito dai miei nonni, che è vero che in quel periodo in Italia eravamo nella fase, come dire, della ricostruzione, quindi cose molto difficili sostanzialmente, ma eravamo anche nella fase in cui l'Italia, ricostruendosi, aveva bisogno di lavoro, e quindi avendo bisogno di lavoro il fatto, io vengo da Torino e so meglio la storia di Torino, dei profughi lì a Torino, e lì è stato proprio la Fiat che ha selezionato anche i lavoratori, anche attraverso questo strumento che aveva in mano in quel momento lì. Negli anni 50 c'erano tanti profughi e c'erano quelli che venivano dal Polesine dopo l'alluvione del 54. Certo. Beh, una bella testimonianza che questa, direi, ha ragione. Eravamo nell'immediato dopoguerra, l'Italia era uscita stremata dalla guerra, doveva ricostruirsi, aveva bisogno di manodopera. Io posso dire che gli istriani e dalmati erano dei bravi lavoratori. Io ero una bambina allora, quindi
ma dico con orgoglio perché sto pensando a tutti i miei parenti, ecco, a come si sono inseriti, a come hanno capito che in quel momento bisognava reagire in un certo modo, e così è stato fatto. Se posso aggiungere un'indicazione relativamente a Trieste, gli istriani si sono talmente ben inseriti che di fatto dopo la guerra sono diventati la nuova classe dirigente triestina. Un sindaco come Bartoli, di origine rovignese, che è stato ricordato come uno dei grandi negli anni drammatici dell'occupazione anglo-americana, e si può dire che quasi tutta la classe dirigente democristiana, almeno della prima generazione, era fatta di esuli, per esempio Barbi, Belci e Bologna, per esempio, che poi hanno raggiunto anche posizioni di rilievo nazionale. A Gorizia il sindaco De Simona era di origine di Pola, questo per dire l'inserimento. Però devo anche dire, ricordi così, che a Trieste c'era anche, forse detto bonariamente, ma che sti istriani arrivavano e rubava il pan e il posto di lavoro. Però si sono inseriti benissimo ormai, però era una battuta che ricordo. No, anche perché i triestini avevano tanto poca voglia di lavorare, siamo sinceri, questo era il punto. E quindi ha visto, no, appunto un po' dappertutto. Comunque il professore prima diceva chi è stato nel 54 a Trieste non dimenticherà quelle giornate. Ecco, io ero una bambina, ero vestita di bianco, rosso e verde, quel famoso giorno in cui è arrivata l'Italia, il 26 ottobre del 1954, e vi assicuro che c'è stato uno spettacolo indimenticabile veramente. Dal punto di vista atmosferico era un tempo bruttissimo, pioggia e vento, quindi peggio di così non poteva essere. Eppure Piazza Unità d'Italia era tutta imbandierata e c'eravamo tutti. Ecco, c'eravamo tutti, credetemi. Come vedete mi prende un groppo in gola, come si suol dire, a ricordare certi aspetti, ma è stato veramente un qualcosa che ti resta per la vita. Bene, allora io chiudiamo appunto ricordando che l'importanza, ecco, dei documentari, proprio perché noi lavoriamo molto con le scuole, quindi avere il sussidio audiovisivo è fondamentale, ma stiamo lavorando anche molto costruendo proprio delle banche dati, banche della memoria.